buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Sempre più aggressioni di baby gang a Palermo. Il branco attacca 2 ragazzi che finiscono in ospedale. A Noto, per la rissa all'Infiorata, 2 giovani ai domiciliari. Sequestrata una rivoltella. Da Noto a Monreale, i ragazzi con la pistola. Il sociologo: non riusciamo più a comunicare valori ai nostri giovani. Tra i negozianti ed esercizi commerciali cresce l'allarme sicurezza. Incidente mortale stamattina sulla circonvallazione di Catania, vittima una donna a bordo di uno scooter, è stata sbalzata a terra nello scontro con un'auto. E la polizia municipale introduce lo street control, telecamere a bordo contro le infrazioni. Sempre a Catania, un giovane di origine gambiana si è denudato in pieno giorno in Viale Africa e ha inseguito una donna, arrestato. Palermo, scoperta una bisca clandestina nel retro di un negozio cinese di articoli per la casa, 13 persone denunciate. A Taormina, viaggiatori e tour operator infuriati per una mega installazione con tubi di metallo al Teatro Greco, necessaria per ospitare un evento stasera, ha trasformato in un cantiere un monumento simbolo. Già decine le prenotazioni per il volo diretto Catania-New York ogni giorno da venerdì 23 per 5 mesi fino al 24 ottobre. Lo sport basket, Trapani Shark e Reggio Emilia si incontrano stasera per la gara 2 nei quarti di finale playoff scudetto di Serie A. Squadre in campo alle 20:30. Bentrovati, nuova aggressione di una baby gang, questa volta a Palermo. 2 ragazzi finiscono in ospedale. Caccia alla banda che scorrazza di notte nella zona della stazione centrale. Manlio Viola. Accerchiati e picchiati soltanto per essersi lamentati dei ciclomotori sui marciapiedi. È successo a 2 venticinquenni che sono stati aggrediti da quello che ormai tutti chiamano il branco della stazione. È così che sono soprannominati dai residenti della zona un gruppo di ragazzini di età compresa probabilmente fra i 16 e i 21 anni che scorazzano con ciclomotori elettrici dalla parte alta della zona pedonale di via Macheda fino alla stazione ferroviaria centrale di Palermo. Dalla tarda sera a praticamente tutta la notte questo mini branco composto da 5 o 6 ragazzini è padrone dell'intera zona. Con i ciclomotori elettrici, che secondo molti sarebbero biciclette a pedalata assistita modificate, scorazzano avanti e indietro per la via Macheda Alta, provocando i passanti e cercando sempre di creare mini risse. Sarebbe questo il loro modo violento di divertirsi. Ieri sera hanno incontrato il gruppo di 2 giovani che aveva trascorso la serata in piazza Sant'Anna. Verso le 2 di notte i ragazzi stavano andando in via Perez a riprendere l'auto parcheggiata quando hanno incontrato il branco, che ha iniziato a girargli intorno passando sui marciapiedi. È bastata la lamentela di uno dei 2 a far scattare la violenza. Soccorsi dal 118 dopo l'aggressione, i 2 ragazzi sono stati trasportati all'ospedale civico e subito hanno sporto denuncia. La polizia sta acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza degli esercizi della zona per tentare di risalire all'identità dei componenti della piccola banda. Questo a Palermo. A Noto, per la rissa dell'altra notte all'Infiorata, 2 giovani ai domiciliari, sequestrata una rivoltella. Francesco Aloi. Noto è ancora scossa per la rissa tra 3 giovani armati di pistola. Nel sabato sera dell'Infiorata si è sfiorata la tragedia. Qualcuno addirittura ha sentito alcuni spari, anche se gli investigatori confermano che in via Pirri, dove tutto è accaduto, non ci sono tracce, nessun proiettile né bossolo. Una pistola comunque c'era ed è stata sequestrata. Chi indaga però vuole una certezza in più. Per questo sono stati disposti accertamenti, per capire se l'arma abbia sparato o no. Una rissa scoppiata vicino ai locali ed è proprio dalle immagini di telecamere come questa che potrebbe essere chiarito ogni dubbio. I 2 maggiorenni, 21 e 23 anni di Avola, adesso ai domiciliari, avevano precedenti e non potevano lasciare il comune di residenza. Il più grande aveva anche un daspo sportivo. Ma c'è di più. Come ci ha detto il sindaco di Noto Corrado Figura, il gruppetto sarebbe stato protagonista di un'altra rissa, appena una settimana fa, a Marzameni.
Intanto, mentre le indagini proseguono, la riflessione è d'obbligo, perché i giovani escono sempre più spesso armati. E in effetti questo dilagare della violenza giovanile, compresa quella dei ragazzi con le pistole, sfugge alle analisi degli adulti. Il sociologo Pira riflette e dice: educare al rispetto dell'altro, ma intanto nelle città cresce il senso di insicurezza. Lorena Dolci. Giovani, a volte giovanissimi e violenti, uniti quasi sempre da chat e social, utili per organizzare il branco e vantarsi dei risultati. Dal nord al sud, dalle grandi città alla provincia, il fenomeno delle baby gang è in continua crescita. Le vittime, prescelte tra coetanei, ragazze, studenti, turisti, anziani, portano scompiglio e terrore armati di bottiglie di vetro rotto o bastoni, ma anche di coltelli e pistole, come nella strage di Monreale o nella notte di terrore di Noto. Secondo l'ultimo rapporto Europol, i reati commessi da minori in Europa sono in aumento del 22%, con l'Italia più 26%. Includono aggressioni fisiche, furti violenti, vandalismo, ma anche cyberbullismo, un disagio diffuso che sfugge alle analisi. Assurdo pensare di uscire di casa la sera portandosi dietro un'arma da fuoco, un coltello e poi far finire in rissa anche una discussione per futili motivi. Occorre l'educazione al rispetto per l'altro e sicuramente c'è una grandissima incomunicabilità tra genitori e figli, tra adulti e adolescenti. Dobbiamo fare qualcosa, non è più tempo da aspettare. E mentre gli adulti cercano di capire le cause della violenza giovanile, aumenta il senso di insicurezza. Il report Legalità diffuso da Confecommercio segnala che in Sicilia per oltre il 28% delle imprese è allarme sicurezza. Le altre notizie: drammatico incidente stradale questa mattina sulla circonvallazione di Catania. A perdere la vita una donna di 56 anni. A bordo del suo scooter è stata sbalzata a terra in uno scontro con un'auto. Servizio di Adelaide Barbagallo. Lo scooter sbalzato con violenza e la donna riversa sull'asfalto, morta sul colpo. Drammatico incidente stradale questa mattina a Catania lungo la circonvallazione. Una Peugeot alla cui guida c'era una donna in viale Ulisse ha impattato con lo scooter guidato dalla vittima. Dai primi rilievi sembrerebbe un tamponamento. Di certo entrambe viaggiavano in direzione Tondo Gioieni. A perdere la vita una donna di 56 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Traffico rallentato e polizia municipale sul posto assieme ai soccorritori del 118 che però nulla hanno potuto fare. Nel luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine che attraverso le immagini registrate dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona e dalle diverse testimonianze potranno ricostruire la dinamica. È solo l'ultimo incidente mortale di una lunga serie che negli ultimi mesi ha visto sangue sulle strade. Per la maggior parte le vittime sono dei centauri. Pochi giorni fa la morte di un 35enne di Camporotondo, sbalzato alla sua moto vicino allo svincolo per Mister Bianco. Ad inizio del mese un motociclista di 43 anni ha perso la vita scontrandosi con un'autocisterna sulla strada statale 114. Terribile anche l'incidente cui sono morti 2 medici di Giarre, marito e moglie, a travolgerli a bordo della loro moto sulla A29 un'auto. Sempre a Catania, in aggiunta alle ganasce, la polizia municipale punta ora sullo street control, telecamere a bordo delle auto, prime multe in Corsa Italia. Tonino De Mana. Ganasce e street control. L'offensiva è lanciata a Catania con l'obiettivo di arginare il fenomeno della sosta selvaggia. Messa da parte la prevenzione, si passa ora alle maniere forti, unico modo per sradicare vecchie abitudini come parcheggiare in doppia o tripla fila, sulle scivole per disabili o in prossimità degli attraversamenti pedonali. Nostro suggerimento: alcune strisce zebrate, per esempio nella zona di Piazza Lanza, andrebbero tinteggiate. È comunque un cambio di passo deciso, voluto dall'amministrazione Trantino, dal nuovo comandante della Polizia Municipale Peruga e dal suo vice Blasco. Stiamo riprendendo questa modalità operativa che un po' contrasta, per usare una metafora, il me ne sto andando e la sto togliendo, perché sono una vera e propria iattura per la circolazione. Lo street control da questo punto di vista consente una rilevazione immediata della sanzione. I controlli sono effettuati alternativamente lungo gli assi più trafficati o gli snodi nevralgici della città. Ad effettuarli l'auto che vedete, dotata di
sofisticati strumenti di rilevazione digitale. In transito, nel caso specifico su Corso Italia, rileva e fotografa il mezzo che sosta in modo irregolare. L'automobilista non troverà la multa sul parabrezza, ma riceverà la notifica direttamente nel proprio domicilio. Si riducono notevolmente i tempi dell'accertamento e chiaramente questo è uno strumento più efficace quando non c'è possibilità di in un certo senso educare il cittadino, allora si va alla repressione. Capitolo Ganasce, oggi nuova puntata in via Santa Sofia, in prossimità del pronto soccorso del Policlinico. Restiamo a Catania, dove un uomo di origine gambiana si è denudato e ha inseguito una donna in pieno giorno in Viale Africa. È stato arrestato. Luca Ciliberti. Molestata da un uomo in Viale Africa a Catania in pieno giorno e proprio di fronte a una scuola elementare. La vittima è una donna di 45 anni che era parcheggiata e sostava all'interno della propria auto nel piazzale delle Ciminiere. Improvvisamente le si è avvicinato un 19enne di origine gambiana che ha cominciato a denudarsi e a masturbarsi davanti alla povera malcapitata, che prontamente è uscita dalla macchina e ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Impaurita e scioccata, la donna ha cercato rifugio negli uffici del centro fieristico, dove è stata protetta e aiutata dal personale in servizio. Quando gli agenti della polizia sono arrivati sul posto, hanno bloccato il giovane ancora seminudo. Quest'ultimo, alla richiesta di consegnare i documenti per essere identificato, è andato in escandescenza e ha cominciato a inveire e a minacciare di morte gli agenti. Provando a divincolarsi, poi, ha preso a calci e a pugni i poliziotti in un vano tentativo di fuga. La furia del 19enne non si è fermata ed è proseguita anche negli uffici di polizia, anche durante il trasferimento nelle camere di sicurezza della questura, rendendo necessario così l'utilizzo del taser. Il ragazzo, alla fine, è stato arrestato con le accuse di resistenza pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico. Il giudice ha convalidato il provvedimento e ha disposto l'obbligo di firma. A Palermo, nel retro di un negozio cinese di articoli per la casa, c'era nascosta una bisca clandestina, punto di riferimento del gioco di azzardo per la comunità orientale anche da fuori Palermo. 13 le persone denunciate. Desiree Ferlito. Una bisca clandestina celata nel retro di un negozio di articoli per la casa gestito da cinesi a Palermo. A insospettire Baschi Verdi l'anomala presenza nelle ore serali e notturne di persone di nazionalità cinese presso l'attività commerciale. I soggetti prima di accedere si facevano riconoscere tramite una telecamera installata al lato della saracinesca del negozio, che veniva alzata a metà, il tempo necessario per consentire l'entrata e immediatamente veniva riabbassata completamente. Visto il sistema di videosorveglianza adottato, per accedere nel locale i militari hanno dovuto attendere l'uscita di alcune persone e approfittare così dell'apertura momentanea della saracinesca. All'interno del negozio, dopo una prima sala adibita alla vendita di prodotti per la casa, era possibile entrare in una seconda stanza, al cui interno era stata realizzata una vera e propria sala da gioco illegale. Carte da poker e tessere del gioco mahjong, tipico della cultura cinese. Dadi, fish e una grande cassetta di legno che veniva utilizzata come cassa, con all'interno banconote per un totale complessivo di circa 15.000 euro. L'accesso ha consentito quindi di sorprendere 13 soggetti intenti a partecipare con ingenti puntate di denaro, tutti denunciati a piede libero. Dall'identificazione dei giocatori presenti è emerso come, oltre ai domiciliati nell'Interland palermitano, diverse fossero le persone provenienti da altre province siciliane, a confermare della rilevanza della bisca clandestina, vero e proprio punto di riferimento del gioco d'azzardo per la comunità cinese anche fuori Palermo. Ad Agrigento, dopo il crollo nel cantiere dell'ospedale in via Atenea, la procura indaga per accertare cause e responsabilità. Davide Sardo. Proseguono i sopralluoghi nel cantiere dell'ex ospedale di via Atenea ad Agrigento, dove giovedì sera si è verificato un crollo che solo per miracolo non ha causato vittime. Gli operai erano già andati via. Sul posto sono tornati i carabinieri, vigili del fuoco, tecnici dell'impresa e della direzione lavori per ulteriori accertamenti. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del cedimento e accertare eventuali responsabilità. A indagare anche i tecnici dei vigili del fuoco. Il cantiere è quello destinato ad ospitare la nuova sede universitaria, la cui consegna era prevista entro l'estate, come annunciato dal rettore di Palermo Massimo Midiri. I residenti avevano segnalato nei mesi scorsi presunte irregolarità nei lavori. In una impresa del genere c'è il direttore dei lavori, c'è il responsabile della sicurezza,
c'è il capocantiere, cioè questi lavori non sono stati seguiti, cioè io dico vorrei capire chi ha autorizzato a fare un lavoro del genere, anche perché in un muro alto 15 metri, se prima non avviene un consolidamento, se prima non si fanno le opere o puntellamento, questo di qua, una volta che viene indebolito nella parte sottostante, può crollare da un momento all'altro. Anzi, viva Dio che non c'è scappato il morto. Intanto la via Tenea è stata riaperta al traffico. Altri sopralluoghi sono attesi nei prossimi giorni. Polemiche a Taormina per l'evento di Bulgari, il marchio del lusso, che questa sera presenterà la nuova collezione al Teatro Antico. Protestano le guide turistiche e i viaggiatori che hanno visto un'impalcatura piuttosto consistente invece del sito archeologico. Francesco Triolo. Un evento di grande prestigio, un marchio mondiale del lusso, Bulgari, che ha scelto Taormina, il suo teatro antico, per il lancio stasera di Policroma, la collezione che celebra la molteplicità e la libertà espressiva. Ma nella cittadina ionica negli ultimi giorni fioccano le polemiche nate dai turisti e dalle guide che in questi giorni avrebbero voluto visitare il teatro greco di Taormina. Biglietti acquistati e tour organizzati, ma si sono ritrovati praticamente a camminare in un cantiere. Le proteste corrono sui social. Paghiamo 14 euro per vederlo così, ma la cosa che mi disturba è che nessuno dice niente, nessuno si lamenta, si subisce e basta. Come possono dare le autorizzazioni per trasformare il teatro in questo modo? Forse dimenticano che è un monumento. Dove sono le istituzioni? Denuncia su Facebook una guida turistica postando una foto del teatro. Le guide lamentano la mancata concertazione e l'assenza di informazione per chi fa accoglienza, ha detto la portavoce Martin Fender, ricordando il ruolo strategico nell'accoglienza dei turisti delle guide. Non le ha mandato a dire il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che sui social ha chiesto scusa a nome dell'amministrazione comunale per l'inconveniente e si è scagliato contro il nuovo sovrintendente Orazio Micali. È venuto meno quel fondamentale spirito di collaborazione istituzionale che aveva contraddistinto i rapporti con il comune di Taormina e la commissione di Anfiteatro Sicilia. Insomma, una polemica chiama l'altra. Venerdì 23, primo volo diretto Catania-New York, operato da Delta con partenze giornaliere fino a fine ottobre. Gli americani sono importantissimi per il segmento lusso in Sicilia, dicono naturalmente gli albergatori, più che soddisfatti gli agenti di viaggio. Eva Spampinato. Quello che vedete è il modello di Boeing 767-300ER della Delta Airlines che dal 23 maggio collegherà ogni giorno Catania a New York partendo dall'aeroporto di Fontanarossa. Al momento lo vediamo sulla carta, ma gli agenti di viaggio vendono i 216 posti disponibili già da mesi, con buon riscontro da parte del pubblico. Durante la prima campagna promozionale i prezzi erano dai 540 euro in su, andata e ritorno, e adesso diciamo in media siamo sui 6,20, 6,30. Un'opportunità straordinaria per chi potrà finalmente volare nella Grande Mela senza scali, con orari più comodi e a prezzi più convenienti. Il volo è giornaliero, impiega 10 ore per arrivare a New York, ha anche un orario abbastanza comodo che non ti impone delle elevatacce e al ritorno addirittura ci impiega 9 ore e un quarto. Anche al ritorno ha un orario abbastanza comodo. Il nuovo volo Delta da Catania ha avuto come effetto positivo per i passeggeri l'abbassamento dei prezzi delle altre compagnie che fanno scalo su Roma. È un volo prevalentemente stagionale per il momento, finirà il 24 di ottobre. Un segnale fortissimo per il settore del lusso, come conferma Marcello Mangia, AD dell'omonimo gruppo alberghiero. Il turismo americano è fondamentale per la fascia medio-alta delle strutture alberghiere nella regione sia di Catania che di Palermo. Il Catania-New York apre nuove rotte non solo nel cielo ma anche per l'economia dell'isola. Vengono a ricercare delle esperienze autentiche, la Sicilia ne è piena perché insomma abbiamo veramente un menu turistico di altissimo livello e cercano strutture da 5 stelle, sostanzialmente 5 stelle lusso. È il momento della nostra pausa, tra poco lo sport, per il calcio, i progetti futuri del Catania e poi il basket, stasera in campo Trapani e Reggio Emilia per i playoff scudetto. Vi aspetto.
Lazio Catania, operazione futuro, già cominciata da Torre del Grifo a Zarbano, importante bruciare le tappe su confermati e nuovi innesti per lavorare al meglio fin dal ritiro, cosa che non è avvenuta la stagione scorsa. Marco Carli. Cominciare subito per creare la differenza rispetto agli ultimi 2 anni. Quello che sta provando a fare il Catania, regalarsi un'estate migliore senza l'inevitabile inesperienza del primo anno in C con la promozione arrivata a marzo e poco sfruttata per accelerare i tempi, e senza il blackout del luglio-agosto scorso che ha condizionato il mercato e dunque la stagione. Le premesse sembrano diverse, il Catania potrebbe imparare dalle esperienze, anzi sembra averlo già fatto. Pensiamo a Torre del Grifo, poco superiore ai 4 milioni l'offerta. Se le cose andranno per il meglio arriverebbe fra inizio e metà stagione la casa che la società da tempo ha detto di volere e che in questa annata ci si è resi conto che non può essere il Massimino o il Cibalino per molteplici motivi. E poi un dirigente come Zarbano, una persona che possa anche occuparsi dei conti, della gestione, insomma un ruolo specifico coperto. Come in campo serviva un attaccante che facesse da spalla inglese, e il peccato di un mercato di gennaio per il resto migliore rispetto a quello della stagione precedente, più assennato, senza stravolgimenti. Il cliché, in modo ovviamente più completo, senza sbavature, è lo stesso che si vuole portare avanti nella prossima finestra estiva. Intorno a metà settimana è previsto l'incontro fra Grella e Toscano. Gli innesti giusti con i giocatori che servono per completare l'organico e puntare in alto, e con le conferme che occorrono, inglese su tutti. Basket in Serie A nuovamente di fronte stasera Trapani e Reggio Emilia nei quarti di finale dei playoff scudetto. Franco Cammarasana. Ad appena 48 ore di distanza dalla partita d'esordio, vinta dalla squadra siciliana per 80-75, Trapani Shark e Reggio Emilia tornano a incontrarsi stasera nella gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto di Serie A. La squadra di coach Repescia cercherà di sfruttare il fattore campo per presentarsi giovedì sera a gara 3 al Palabigi di Reggio Emilia con 2 match point a disposizione, giocandosi la serie al meglio delle 5 partite. Impegno tutt'altro che facile però quello di stasera, poiché in gara 1 Reggio Emilia ha confermato di essere squadra molto fisica, precisa al tiro dal perimetro e soprattutto con una gran difesa. Trapani deve dimostrare di aver superato la tensione che ne ha condizionato il rendimento nella gara di esordio e di aver recuperato energie a sufficienza per giocare a ritmi che le sono più congeniali. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.